La Sicilia resiste in zona arancione, parte bene l'Open Day AstraZeneca, inaugurato Covid Hospital a Ribera, inchiesta sui dati cade, capo di imputazione sui decessi, eseguita l'autopsia sul tecnico radiologo, sarebbe morto per un problema cardiaco e non per aver fatto vaccino Pfizer. Rinviare in autunno le votazioni tra il 15 settembre e il 17 ottobre, questa è la proposta dell'assessore alle autonomie locali Zambuto, che deve essere adesso votata dal Parlamento. Uccide il marito con il veleno ma viene incastrata dall'ex amante. Omicidio stradale, carabinieri svelano messa in scena. Chi si è preso la colpa non era alla guida. L'agrigentino Andrea Barbera rimonta e sale sul podio. Si piazza secondo alla regata di primavera. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. La paura ha lasciato il posto alla speranza, è un successo l'Open Day di AstraZeneca. In tanti hanno scelto di andarsi a vaccinare. Parliamo degli aventi diritto che hanno avuto accesso al siero senza prenotazione. Arturo Cantella. Al via da stamani l'Open Week dedicato alla somministrazione dei vaccini AstraZeneca e non. Ci siamo recati all'hub del villaggio Mosei, tanta la gente in fila all'ingresso in attesa del suo turno, che ha voluto aderire all'invito fatto dal presidente della regione Nello Musumeci circa la possibilità di aver iniettato il vaccino. La 3 giorni continuerà fino alla giornata della domenica, l'orario di somministrazione va dalla mattina fino alle 20 serali. Già un centinaio le persone che liberamente, senza prenotazione, si sono recati all'hub per farlo. La signora si è appena vaccinata, ecco una sua esperienza, com'è andata? Benissimo, alla prima dose ho avuto un po' di giri di testa per 4 giorni, ma adesso sto bene, non ho avuto niente. L'organizzazione mi è sembrata veramente ottima perché era molto veloce, nonostante c'erano 3 file diverse, però sono stati veramente bravi. È la prima dose o la seconda? Sì, questa è la seconda dose, ma anche per la prima dose è andato bene. Che vaccino ha usato, signora? Pfizer, perché io ho dei problemi al cuore e quindi dovevo fare per forza quello. Ecco, come valuta questa iniziativa oggi dell'apertura dei 3 giorni dell'Open Day che il presidente Musumeci ha voluto? Ma io l'avrei aperto anche per i giovani, perché ci sono tanti giovani che si vogliono vaccinare, non l'avrei aperto solamente per gli ultra sessantenni. L'avrei aperto anche a altri, comunque va bene. Va bene, io penso che sia necessario vaccinarsi perché beccarsi il Covid è peggio, è più pericoloso e quindi e se non lo faremo tutti non usciremo mai dalla pandemia. Quindi, lei per l'AstraZeneca, no? Io per tutti, qualsiasi tipo di vaccino, non è importante, sono tutti sullo stesso livello. Quindi consiglierebbe di farlo a tutti? Io lo sto facendo, quindi penso di sì. Signora, una battuta. Pure io. È necessario, è importante. È importante fare un vaccino, che dobbiamo riprendere la nostra vita di prima. Se questo è importante allora lo facciamo. Ormai diciamo ci è stancati di questa chiusura, certo, no? Che ci siamo stancati, e come? Stare a casa senza vedere i figli, i nipoti che sono lontani, e che vita è questa? Secondo me è un'iniziativa valida, ma sconoscevo perché fortunatamente non seguo telegiornali, quindi per me è una novità. Lo consiglieresti di fare il vaccino ai tuoi amici? Intanto se lo sto facendo io ovviamente lo consiglio. Vaccino? Io sto aspettando mia moglie che si sta vaccinando, volontaria. Lei si è già vaccinato? Io ancora aspetto la chiamata perché essendo cardiopatico dicono che non hanno il Pfizer e aspetto la chiamata. Per l'AstraZeneca che ne pensa così? Guarda, è tutta una pubblicità negativa inutile perché il rischio veramente è minimo rispetto se noi prendiamo che sono un'aspirina che ci può fare male e non ci facciamo caso. Facciamo il vaccino e facciamo delle polemiche inutili. Quindi consiglia di farlo, insomma, perché è importante, no? Certo, il vaccino è importantissimo per tutti, così ci riusciamo da questa epidemia. Finalmente sono riuscito a vaccinarmi anche volontariamente perché aspettavo questo momento, visto che con questa pandemia non si può girare, non si può andare da nessuna parte. Speriamo che l'80% degli italiani decidano di vaccinarsi. Vaccino fatto? AstraZeneca. Ha avuto problemi? No, fino adesso no, proprio un quarto d'ora che l'ho fatto.
Come valuta questa iniziativa della Open Day dei 3 giorni? È buona, per 3 giorni uno può decidere autonomamente se vaccinarsi o no, buono. Sì, è un'iniziativa sicuramente positiva perché questa battaglia si vince soltanto con una vaccinazione di massa, per cui questa apertura a tutti i volontari che evidentemente rientrano nei parametri mi pare un fatto estremamente positivo. Tanta gente sta aderendo, abbiamo avuto parecchie persone che sono venute spontaneamente questa mattina per praticare il vaccino AstraZeneca, anche perché su questo vaccino ci sono state parecchie situazioni anche imbarazzanti, perché le comunicazioni non sono state sempre molto rigorose e precise, si è creata tanta confusione tra la gente, molta gente ha avuto paura, ma oggi finalmente tantissimi hanno capito che il rischio è talmente minimo che certamente ne vale la pena, insomma, vaccinarsi e mettersi al sicuro, perché ancora si registrano purtroppo una media di 400 morti al giorno col Covid, per cui il vero rischio è quello di prendere l'infezione e quindi la malattia. Questo fatto che la gente comunque sta rispondendo positivamente è un fatto veramente positivo e speriamo che continui così, in modo da vaccinare tanta più gente possibile per debellare finalmente questo maledetto virus. Sì, questa iniziativa ha avuto un enorme successo, i cittadini hanno gradito questa iniziativa del Presidente Musumeci. Dico solo che noi oggi, nella prima ora di attività, abbiamo somministrato circa 500 dosi di AstraZeneca. Ieri ne abbiamo somministrate circa 600 in 16 ore. Qual è l'obiettivo della Regione Sicilia? L'obiettivo della Regione Sicilia è, come credo tutto il Paese, vaccinare tutti, vaccinarli il prima possibile, superare la diffidenza nei confronti di AstraZeneca, che è un vaccino straordinario, che ha delle grandi possibilità e che è in grado di dare una buona immunizzazione già dalla prima dose. Abbiamo bisogno di farlo tutti, perché solo così riusciamo a uscire da questo incubo. Che manifesta scetticismo verso questo vaccino, lei cosa vuole dire? Ma io credo che da qualche giorno noi notiamo, anche perché noi abbiamo dei medici vaccinatori che sono dei medici fatti, esperti, che hanno ampiamente discusso con i nostri utenti e hanno spiegato che AstraZeneca è un vaccino indicato e che per essere sicuri si fa soltanto in alcune fasce d'età, ma che comunque gli effetti indesiderati si rappresentano 1 su 1 milione, che è una percentuale assolutamente risibile, che praticamente nessun farmaco ha una percentuale così bassa di incidenza di effetti collaterali anche gravi. Dopodiché io credo che già da un paio di giorni noi notiamo che c'è una riaffezione nei confronti di questo vaccino, ce lo cominciano a chiedere, la dimostrazione è che lo abbiamo fatto in questi ultimi 2 giorni in buoni numeri e che lo stiamo facendo oggi in numeri enormi. Sì, io ho sentito ieri sera che gli ultrasessantenni senza prenotazione potevano accedere a questa cosa, senza pensarci 2 volte ho deciso stamattina e sono venuto. C'è molta gente che però è ancora scettica sul vaccino, lei come la pensa? Se uno pensa a tutte queste cose uno deve essere deciso, considerando che la sigaretta fa male, c'è il irrisorio alla cosa, il rischio è irrisorio. Ne sono convinto perché ho sentito parlare degli esperti in televisione, si sono vaccinati il primo generale che all'età mia si è vaccinato, quindi se si vaccina lui con AstraZeneca perché io devo esitarmi. Ho fatto questa riflessione e sono venuto. No, non ci ho pensato 2 volte, anzi ho tentato tante volte di inserirmi nella graduatoria della piattaforma, ma mi diceva, quindi oggi ne ho approfittato per il vaccino Day. C'è molta gente che però è scettica, lei come la pensa su questo scetticismo? Guardi, io sono per il vaccino. Siamo fatalisti. Sì, siamo molto propensi, infatti ci stiamo vaccinando quasi tutti, anche mio marito si è vaccinato. Insomma, il vaccino è fondamentale per uscire da questa pandemia, lo dicono un po' tutti. Assolutamente, guardi, ne sono convinto, se no noi non ce ne usciamo più. Open Day è assolutamente fondamentale perché permette a tanta gente appunto oggi di... Non bisogna essere egoisti, bisogna pensare agli altri, io lo sto facendo per gli altri, non lo sto facendo per me. Mi spiego, perché io sto benissimo, penso di stare benissimo, non so se ho gli anticorpi, già se l'ho avuto in forma lieve o gli anticorpi, ma comunque sono convinto di farlo non per me ma per gli altri, perché potrei infettare gli altri e che non è giusto. Viviamo in una società
comunitaria bisogna essere meno egoisti e pensare più agli altri. È stata eseguita l'autopsia. Gaetano Bagli, 48 anni, tecnico radiologo dell'ospedale Chiello di Piazza Armerina, sarebbe morto per un problema cardiaco non collegabile alle conseguenze della somministrazione del vaccino anti-Covid della Pfizer. Si tratta del primo esito dell'esame effettuato sul corpo dell'operatore sanitario dal medico Cataldo Raffino. Bagli ha ricevuto la scorsa settimana la seconda dose del vaccino Pfizer insieme agli altri operatori dell'ospedale. La salma è stata sequestrata dai carabinieri del NAS lunedì scorso al termine del funerale. Su ordine della procura di Enna, l'avvocato della famiglia ha confermato che il tecnico radiologo aveva sofferto di una patologia oncologica ed era rientrato al lavoro da un mese. L'indice di trasmissione del Covid è a 1, la Sicilia resiste in zona arancione. Vediamo. La Sicilia resiste in zona arancione. Secondo i dati della cabina di regia dell'Istituto Superiore di Sanità, l'indice di trasmissione RT è sceso da 1,17 a 1. Per finire in zona rossa bisogna sforare l'RT di 1,25 e avere un rischio di progressione dell'epidemia alto. Il report settimanale si riferisce alla settimana 5-11 aprile. L'RT si calcola però sui positivi sintomatici di 2 settimane e mezzo fa. Oggi invece la Sicilia procede al ritmo di 1400 positivi in media al giorno e crescono i sintomatici che hanno bisogno di cure ospedaliere, tanto che i reparti sono sotto pressione soprattutto in provincia di Palermo, dichiarata zona rossa fino al 22 aprile. La Sicilia rimarrà arancione fino al 25 aprile. Nel frattempo si spera che la misura della zona rossa a Palermo e in tutta la provincia, combinata alle singole zone rosse nelle altre province, riducano i contagi e mantengano l'RT sotto i livelli di guardia. Se non funzionasse, l'isola rischierebbe di finire in zona rossa a maggio, quando tutte le altre regioni si preparano alle riaperture. Giovedì prossimo è atteso il nuovo decreto Draghi che disciplina la ripartenza delle attività produttive dopo il 3 maggio, con le nuove regole per ristoranti, lidi e cinema. Parliamo adesso dell'inchiesta dei dati falsi Covid in Sicilia, che ha coinvolto anche l'ex assessore regionale alla salute Ruggero Razza. È stato cancellato il capo di imputazione relativo alle false dichiarazioni sui decessi. I dettagli nel servizio. Cambia il capo di imputazione contestato alla dirigente dell'assessorato regionale alla salute Letizia Di Liberti, indagata per falso nell'ambito di un'inchiesta sui dati falsi sull'andamento della pandemia comunicati all'Istituto Superiore di Sanità, ma non di fatto la sostanza. La Procura di Palermo, a cui PM di Trapani, che hanno avviato l'inchiesta, trasmesso gli atti, ha infatti eliminato dalla contestazione la parte relativa alle false dichiarazioni sui decessi. Nella ricostruzione originaria dell'accusa dell'assessorato sarebbero stati dichiarati meno morti e meno positivi al virus per evitare che la Sicilia finisse in zona rossa. Sarebbe però diversa la valutazione dei PM di Palermo. Il numero dei decessi infatti non incide in alcun modo nella decisione che colloca i territori in una fascia di colore invece che in un'altra. La dirigente sta sentita in procura e ha sostenuto che proprio dall'assessorato sarebbe arrivato il suggerimento all'Istituto Superiore di Sanità di inserire la Sicilia tra le zone a rischio, in quanto, nonostante i dati non fossero ancora tali da richiedere una scelta immediata in tal senso, il trend era molto preoccupante. L'inchiesta che ha portato ai domiciliari la dirigente riguarda anche l'ex assessore alla salute Ruggero Razza, che si è dimesso, lo ricordiamo, dopo l'avviso di garanzia. Proprio una delle frasi degli indagati sui decessi intercettate ha fatto molto scalpore. I deceduti glieli devo lasciare o glieli spalmo? Chiedeva la dirigente. Ma non sono veri? Diceva Razza. Sì, solo che sono di 3 giorni fa, rispondeva ancora la dirigente, e Razza dava l'ok, spalmiamoli in poco. Ed era solo lo scorso 1 aprile, quando a rispondere alle domande del GIP di Trapani era solo Emilio Madonia, il tecnico informatico. La dirigente generale Maria Letizia Di Liberti e il funzionario Salvatore Cusimano si avvalevano invece della facoltà di non rispondere. Per Di Liberti arrivò subito la sospensione, incalzata tra l'altro dal Partito Democratico. L'inchiesta che scuote la Sicilia, lo ricordiamo ancora, è nata per caso. L'anno scorso i carabinieri indagavano su un laboratorio di Alcamo che avrebbe rilasciato centinaia di tamponi errati, negativi invece che positivi. I PM hanno così deciso di fare un approfondimento all'assessorato regionale alla sanità, attivando alcune intercettazioni, e sono emerse le prime conversazioni shock sospette in cui si parlava di modificare dati giornalieri
giornalieri dei contagi e dei tamponi, conversazioni che si sarebbero ripetute con cadenza preoccupante. A gestire i dati era appunto Maria Letizia Di Liberti, uno dei volti storici della burocrazia regionale in servizio dal 1992, stimata dalle varie maggioranze ed opposizioni che si sono succedute nei mesi più intensi della pandemia. La dirigente generale Di Liberti aveva avviato una battaglia per mettere ordine al caos imperante nella raccolta dei dati sui contagi e tamponi. A novembre aveva scritto una nota dai toni perentori a tutte le aziende sanitarie. Iniziava così: l'omissione o l'incompleta registrazione dei dati sulla piattaforma informatica da parte dei soggetti coinvolti nel processo di esecuzione e o analisi dei tamponi costituisce una grave inadempienza che rischia di compromettere la qualità delle analisi e delle valutazioni sull'andamento dell'epidemia e conseguentemente di indurre i decisori ad attuare misure di contenimento non proporzionate al quadro reale epidemiologico. E adesso è lei, Manette, accusata di aver omesso e alterato proprio quei dati. Ma perché l'avrebbe fatto? Per quale interesse personale o di carriera? Per compiacere per caso il suo assessore? Così scriveva il GIP. Si è cercato di dare un'immagine della tenuta e dell'efficienza del Servizio Sanitario Regionale, della classe politica che amministra, migliore di quella reale, e di evitare il passaggio dell'intera regione o di alcune sue aree in zona arancione-rossa, con tutto quel che ne discende, anche in termini di perdita di consenso elettorale per chi amministra. Vanno sicuramente meglio definite le posizioni di persone non ancora indagate, ma il cui agire sembra aver contribuito alla falsificazione di dati rilevanti. Ci si riferisce ad esempio a Roberto Gambino e Giuseppe Rappa, entrambi dipendenti dell'ASP di Palermo, ai quali la Di Liberti soleva rivolgersi per correggere taluni dati. Ci si riferiva anche al commissario emergenza Covid-19 per la provincia di Palermo, Renato Costa, consapevole della prassi a quanto pare di diluire i dati dei contagi e disposto a fronte dell'avallo dell'assessore Arazza a concordare con essa, fornendo così un contributo morale decisivo. Costa però, lo ricordiamo, è già stato sentito in commissione antimafia all'ARS. All'ospedale Fratelli Parlapiano di Ribera è stato inaugurato il Covid Hospital. Arturo Cantella. Inaugurato ieri il Covid Hospital a Ribera, 20 nuovi posti letto che entrano immediatamente in funzione per la terapia intensiva che servirà a trattare i pazienti affetti da coronavirus. Un evento che ha visto il traguardo dopo tanti mesi di discussione, polemiche e ritardi. Un intervento critico è stato sottolineato anche dal commissario Zappia, che ha aperto il centro. Zappia si è tolto anche qualche sassolino dalla scarpa. Sulle cause dei ritardi abbiamo dovuto fare tutto ex novo, in una struttura in cui eroicamente, ha detto il commissario, i medici lavoravano come essere in una caserma. Una serie di stanze in cui erano ricoverate delle persone viste dai medici. Lavori all'avanguardia abbiamo fatto, che costituivano la base di un ospedale che prima non c'era e ora c'è. Posso dire che sono contento per quello che si è fatto in questa cittadina e quindi all'interno dell'ASP. Io immagino che voi tutte mi diciate di sì, perché anche se qualcuno mi dicesse di no io lo sarei lo stesso. Perché nell'arco del minor tempo possibile siamo riusciti a fare una cosa bella, a fare una cosa importante, che è quella di dotare la nostra provincia, in particolare Ribera, dell'ospedale. Continuo a insistere su qualcosa di cui sono convinto, ma non per opinioni, perché per il mestiere che faccio io, voi sapete, adesso ci crede tutta la popolazione che io mi muovo tutte le settimane, che vengo tutte le settimane a Sciacca, a Ribera, Canicattili, Cata e altri distretti. Facendo questi sopralluoghi mi sono reso conto che qui l'ospedale non c'era. C'era una caserma, una serie di stanze, nella quale erano ricoverate delle persone incolpevoli di quello che stavano subendo, no? E c'erano dei medici e dei sanitari che con tanto eroismo provavano a assistere queste persone, mancando le basi della tecnologia che adesso, grazie all'intervento della Regione, Presidente della Regione, struttura regionale, struttura commissariale, soggetto attuatore e ASP, si è riusciti a realizzare adesso, quando avrete la fortuna di vederlo, immagino che voi l'abbiate già fatto, ci sono venuti lavori veramente all'avanguardia, anche dal punto di vista della qualità e degli standard tecnologici di quello che si è realizzato all'interno di questa struttura. Questo però, vorrei che fosse chiaro, non è la parte finale del nostro lavoro, questa era la parte di base.
perché noi non avevamo un ospedale, adesso c'è. Vi vorrei ricordare a qualcuno che lo ha dimenticato, ma sono sicuro che non l'ha fatto se non di proposito, che i gas medicali non c'erano le condutture per poterli trasportare all'interno dei reparti, perché era stato sequestrato l'impianto. Era stato sequestrato l'impianto perché, a parte i tank, quindi i serbatoi, in alcuni reparti si erano dimenticati di fare le condutture. Immagino pure che siamo presi pure soldi per farli, però stiamo parlando di periodi antecedenti al mio, ma capite che verso chi guarda sempre i tempi dice: ma come mai l'hai fatto così tardi? Premesso che secondo me non è tardi, però sapere di dover fare una cosa e poi invece trovarti a dover fare anche le condotte dei gas medicali e dell'ossigeno, e quindi a quel punto ti rendi conto che devi smontare, non è un adeguamento, è una ristrutturazione totale di quello che erano tutti i reparti della nostra struttura. Ora abbiamo delle macchine di gas medicali e di ossigeno che in questo momento penso che in Sicilia sono le migliori, assieme a quelle nuove che stanno facendo. Aveva deciso di uccidere il marito per rifarsi una vita con l'amante, dal quale voleva avere a tutti i costi un figlio, e subito dopo aver messo in atto il suo progetto è uscita per una lezione di canto. Loredana Graziano, arrestata ieri per omicidio volontario, avrebbe cominciato a dare di nascosto a Sebastiano Rosella, sciolto nell'acqua, un medicinale anticoagulante abitualmente assunto dalla zia. Ma seppure in dosi da cavallo, il farmaco non era riuscito nello scopo, e allora Loredana è passata al cianuro. Il 22 gennaio 2019, giorno del decesso dell'uomo, la donna con l'amante e un'amica è andata a Palermo per una lezione di canto. Poco prima di uscire avrebbe somministrato al marito il veleno che il padre usava per uccidere le erbe infestanti. È stata la stessa donna che ha raccontato nel mese di marzo all'amante quanto accaduto. Mentre scendeva le scale per uscire avrebbe sentito il tonfo del corpo che cadeva, ma sarebbe salita in macchina e andata via. Nel giugno dello scorso anno un'auto travolse e uccise un giovane di 19 anni che camminava in scooter nel centro di Giardini Naxos. La fidanzata restò gravemente ferita. Quella sera uno dei 5 giovani a bordo dell'auto, un 23enne, disse di essere stato lui al volante. Le indagini dei carabinieri svelano la messa in scena. Vediamo. Un 26enne di Piedimonte etneo, già noto alle forze dell'ordine, è finito in carcere con l'accusa di omicidio stradale pluriaggravato, lesioni stradali pluriaggravate e calunnia. Il provvedimento cautelare, eseguito dai carabinieri della compagnia di Taormina ed emesso dal GIP di Messina su richiesta della locale procura, si basa sulle risultanze acquisite dall'aliquota radiomobile del nucleo operativo della compagnia di Taormina a seguito di un incidente stradale verificatosi nel giugno 2020 a Giardini Naxos. Nel sinistro morì un 19enne e rimase gravemente ferita la fidanzata, allora minorenne. La vittima, che era alla guida del suo scooter, unitamente alla fidanzata, stava percorrendo la centralissima via Vittorio Emanuele della località turistica messinese quando ad un tratto impattava contro la fiancata posteriore di un'autovettura che nella stessa direzione di marcia stava compiendo una manovra improvvisa per svoltare a sinistra. A seguito del violento impatto lo scooter strisciava sull'asfalto per alcune decine di metri, mentre l'autovettura terminava la sua corsa andando a urtare contro lo spigolo di un'abitazione. Il Centauro, trasportato d'urgenza presso l'ospedale San Vincenzo di Taormina, moriva poco dopo, mentre la fidanzata veniva ricoverata in prognosi riservata per più di 30 giorni a seguito delle diverse lesioni subite agli arti inferiori e agli organi interni. Anche i 5 passeggeri dell'autovettura riportavano alcune lesioni, sebbene di entità più lieve. Nell'immediatezza un 23enne, che aveva riferito di essere alla guida dell'autovettura, era stato sottoposto agli accertamenti medici circa l'abuso di sostanze alcoliche e l'uso di sostanze stupefacenti con esito positivo e pertanto indagato in stato di libertà per il reato di omicidio stradale e lesioni stradali. Dalle immagini di videosorveglianza acquisite nell'immediatezza dell'evento si notava chiaramente che l'autovettura procedeva ad alta velocità in orario notturno su una strada comunale stretta e a doppio senso di circolazione e aveva eseguito una repentina manovra per svoltare a sinistra senza azionare l'indicatore di svolta dopo un sorpasso azzardato. Tuttavia nel dicembre dello scorso anno colui che era stato identificato come conducente dell'autovettura in sede di interrogatorio aveva smentito quanto dichiarato nell'immediatezza dei fatti da lui stesso e dagli altri passeggeri, rivelando che quel giorno non era lui alla guida dell'autovettura.
A seguito di tali dichiarazioni sono stati effettuati immediatamente ulteriori approfondimenti investigativi, anche attraverso attività tecniche che hanno permesso di accertare che effettivamente al momento dell'incidente alla guida dell'autovettura vi fosse il 26enne. In particolare i carabinieri hanno scoperto che la decisione di indicare l'indagato originario quale autista dell'autovettura coinvolta nel sinistro era stata concertata inizialmente tra i 5 amici, in quanto l'unico ritenuto sobrio, ovvero non sotto l'effetto di sostanze alcoliche e stupefacenti. Infatti, come appurato dai carabinieri, i 5 ragazzi originari di Piedimonte Etneo quel giorno avevano trascorso una serata a giardini Naxos, frequentando diversi locali e note piazze di spaccio. Per gli inquirenti sarebbe stato il 26enne a convincere gli altri passeggeri a rendere dichiarazioni mendaci in ordine alla sua responsabilità quale autista, facendo anche leva sul timore suscitato in loro dal suo curriculum criminale. Tra l'altro, nel corso delle investigazioni è emerso che l'indagato non ha manifestato alcuna forma di ripensamento, continuando a negare le proprie responsabilità in ordine all'evento accaduto, esercitando continue pressioni nei confronti degli altri 3 passeggeri rimasti a lui fedeli e minacciando di ripercussioni violente uno di loro, arrivando anche a paventare una spedizione punitiva nei suoi confronti per il solo fatto di aver leggermente cambiato la versione fornita ai carabinieri sull'evento, ovvero per aver fornito una dichiarazione più neutra rispetto a quella iniziale. Il giudice per le indagini preliminari, grazie al quadro probatorio raccolto dai carabinieri, coordinati dalla Procura della Repubblica di Messina, ha ravvisato indizi gravi, precisi e concordanti in ordine alla responsabilità dell'indagato per i reati di omicidio stradale pluriaggravato, lesioni stradali pluriaggravate e calunnia, e considerato il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie e il pericolo di inquinamento probatorio, ha disposto per lui la custodia cautelare in carcere. Il giovane rischia una condanna fino a 18 anni. Gli altri 3 passeggeri, invece, sono indagati in stato di libertà per i reati di calunnia e favoreggiamento personale. A Caltanissetta è depositata la motivazione della sentenza che ha condannato l'ex giudice del Tribunale di Palermo Silvana Saguto e il suo cerchio magico. I dettagli nel servizio. È stata depositata a Caltanissetta la motivazione della sentenza che ha condannato l'ex giudice del Tribunale di Palermo e il suo cerchio magico. Da questo processo è emerso il mercimonio della gestione dei beni sequestrati e l'approfittamento, a vari livelli, del ruolo istituzionale ricoperto dalla Saguto. Non usano mezzi termini i giudici del Tribunale di Caltanissetta che il 28 ottobre dell'anno scorso hanno condannato l'ex presidente delle misure di prevenzione di Palermo a 8 anni e 6 mesi. Pesanti condanne arrivano anche per il suo cerchio magico fatto di amministratori giudiziari ed esponenti delle istituzioni. Furono protagonisti, dicono, adesso le motivazioni della sentenza di una serie eterogenea di reati posti in essere mediante una così grave distorsione per tempi, modalità e protrazione delle condotte, delle funzioni giudiziarie da avere arrecato, oltre che danni patrimoniali ingentissimi all'erario e alle amministrazioni giudiziarie anche, ha segnato un prima e un dopo nell'antimafia l'inchiesta del gruppo tutela spesa pubblica del nucleo di polizia economico-finanziaria di Palermo, coordinata dalla Procura di Caltanissetta. Nelle 1306 pagine depositate dal collegio presieduto da Andrea Catalano c'è il racconto drammatico di cosa era diventata la gestione dei beni sequestrati, un quadro di desolante strumentalizzazione della funzione giurisdizionale, così lo chiamano i giudici, a favore di una gestione privatistica caratterizzata da un intreccio di rapporti personali e di condotte fondate sul dato costante dell'assoluta marginalizzazione dell'interesse pubblico connesso alle funzioni giurisdizionali. Su Silvana Saguto, ormai radiata dalla magistratura, si dice che poteva contare sistematicamente sulla disponibilità di Cappellano Seminara prima e di Carmelo Provenzano poi, soggetti comprensibilmente inclini ad assecondarne le pretese per conseguirne vantaggi che non le sarebbero spettati. Erano il re delle amministrazioni giudiziarie, lei dava incarichi, loro la riempivano di favori. Cappellano le portò dentro un trolley, addirittura una mazzetta da 20.000 euro, la sera del 30 giugno 2015. Per i giudici la dazione di denaro in contanti è stata pienamente dimostrata nel corso del processo. Silvana Saguto era in profonda crisi economica, scrive il tribunale, caratterizzata da un elevato indebitamento bancario e da una carenza di liquidità. Al telefono lei faceva pressanti richieste di fornirle documenti. Ricostruiscono così ancora i giudici l'ex
L'ex giudice ha sempre negato che fossero soldi, ma ora il tribunale dice, senza mezzi termini, che la citata documentazione altro non era che il denaro di cui la Saguto aveva estremamente bisogno per fronteggiare con urgenza le difficoltà economiche in cui versava la sua famiglia. Era il sistema Saguto, lo stesso imputato, Walter Virga, il giovane avvocato voluto dalla giudice, che poi fece disastri amministrando il patrimonio Rappa. Lo definisce un sistema vigente presso il tribunale, misure di prevenzione. Era un sistema ma non un'associazione a delinquere, dice il tribunale. In questo non ha accolto la ricostruzione della procura. I reati sono stati commessi ciascuno in adesione ad un patto corruttivo di scambio di reciproche utilità tra i concorrenti, è scritto così nella sentenza, senza che mai si possa individuare l'appartenenza a un gruppo stabile e duraturo. Slitteranno all'autunno le elezioni amministrative nei 42 comuni siciliani che sarebbero dovuti andare al voto in primavera. Il permanere del contagio nell'isola, oltre all'aumento della diffusione delle varianti, ha convinto il governo Musumeci ad approvare un disegno di legge con il quale, così come a livello nazionale, si rinviano le consultazioni in una data compresa tra il 15 settembre e il 17 ottobre. Slittamento delle consultazioni anche per i comuni sciolti per mafia. Per armonizzare le elezioni con quelle delle città metropolitane e dei liberi consorzi comunali è stato previsto inoltre che queste ultime si tengano entro 60 giorni dalla proclamazione degli eletti nella tornata delle comunali. La proposta dell'assessore alle autonomie locali Marco Zambuto adesso verrà inviata all'Assemblea regionale siciliana per essere esaminata prima dalla Commissione di merito e poi dal Parlamento. Per la questura di Agrigento è tempo di rotazioni, saluti e nuovi innesti. Il vicequestore Cesare Castelli, a capo del commissariato di polizia di Canicattì, lunedì prenderà servizio andando a dirigere il commissariato a Licata. Al suo posto, rimanendo per un limitato periodo a scavalco anche alle volanti della questura di Agrigento, arriverà il commissario capo Francesco Sammartino AD anche al commissariato di Palma di Montechiaro, dove lascia il commissariato Tommaso Amato, che viene trasferito a Ragusa. Lì andrà a dirigere la Digos. L'attuale dirigente del commissariato di Licata, Sonia Zicari, insediatasi all'inizio di maggio 2020, sempre da lunedì, andrà a dirigere la sezione polizia stradale di Caltanissetta. E in questura arrivano 3 nuovi funzionari. Si tratta dei commissari Manuel Montana, 28 anni di Patti, e Andrea Palermo, 29 anni, nato ad Erice. Quest'ultimo, dopo un periodo di tirocinio pratico applicativo, assumerà le funzioni di dirigente del commissariato di Palma. E il vicequestore Salvatore Siragusa, proveniente dalla questura di Palermo, si insedierà al comando del commissariato di Sciacca. Ad Agrigento ignoti alquanto esperti in informatica si sono introdotti nella piattaforma telematica di un'edicola del centro cittadino e dal server utilizzato per i pagamenti delle bollette da parte degli utenti. Hanno rubato i soldi sul conto, poco più di 1.500 euro, convertendoli in buoni per servizi elettronici. L'edicolante di 45 anni ha presentato denuncia alla questura. Indaga la polizia postale. Altri casi del genere sarebbero accaduti anche a danno di altri commercianti della provincia. A Naro i carabinieri della locale stazione hanno scoperto un 22enne nigeriano all'interno di un bar, ma il giovane doveva stare ai domiciliari all'interno della comunità in cui era ospite. Per questo motivo il giovane è stato fermato e arrestato e deve rispondere di evasione degli arresti domiciliari. I militari dell'Arma si sono accorti dell'immigrato durante un controllo del territorio. La sua presenza all'interno del locale a consumare bevande non è infatti passata inosservata. Adesso c'è la pubblicità, a tra poco. Dopo 5 giorni di navigazione termina la regata di primavera organizzata dal Circolo Nautico Riva di Traiano con una rimonta sorprendente dell'agrigentino Andrea Barbera che conquista il secondo posto. Arturo Cantella. Andrea Barbera, è finita la regata, un consuntivo di questa tua esperienza e il piazzamento è stato veramente ottimo, te l'aspettavi? Sì, è stata sì, sicuramente una gara molto dura, molto combattuta, molto sofferta, perché insomma sono 5 giorni di navigazione dove abbiamo dato il massimo, non puoi mollare mai, è veramente una regata durissima, le condizioni meteo erano toste, abbiamo trovato vento forte e mare molto grosso di scirocco che ha penalizzato un po' la barca in partenza. Poi la situazione è migliorata dal cancello dell'isola di Ventotene, in
in poi, fino a Lipari, dove abbiamo iniziato la vera e propria rimonta del gruppo. Poi siamo riusciti appunto a dare il massimo, le massime prestazioni della barca. Alla fine abbiamo ottenuto questo secondo piazzamento, il secondo posto. È stato un risultato grandioso, qui ci sono tutti i migliori velisti italiani a Riva di Traiano per questa regata. Abbiamo dato il massimo, abbiamo cercato di dare il massimo. Un secondo posto che porta in alto anche i colori di Agrigento e della nostra Sicilia. Esattamente, la più grossa soddisfazione è stata questa di riuscire a portare sul podio i colori della mia città, della città di Agrigento, con il comune di Agrigento che mi sostiene con il patrocinio, e i colori della Trinacre, della nostra isola, nel podio più alto, e anche quelli del club nautico Punta Piccola, che è il mio club di appartenenza, che mi ha sempre supportato nelle mie avventure, nelle mie imprese. Insomma, sono belle soddisfazioni. Cosa c'è avanti all'orizzonte? Comunque stiamo lavorando per le prossime regate della stagione, sicuramente la Palermo-Monte Carlo d'agosto, la Round Eolian Race, il Giro delle Eolie, la regata che si svolge a settembre a Capo d'Orlando, e probabilmente la regata dei Cinque Fari a Palermo a luglio. Traguardi ambiziosi certamente, e buon vento allora. Grazie mille, ringrazio tutti gli amici e tutti quelli che mi hanno seguito e che mi hanno supportato con messaggi di sostegno durante la regata. Chiaramente non potevo rispondere a tutti, però grazie a tutti. Ritrovata durante i lavori di costruzione di un edificio una necropoli a Messina. C'è il servizio. I lavori di scavo per la realizzazione di un edificio di civile abitazione hanno portato in luce a Messina un settore della più ampia necropoli ellenistico-romana, degli Orti della Maddalena del II secolo a.C. La necropoli, che fa parte di una più vasta e stratificata area documentata da ricerche sistematiche condotte nell'ultimo ventennio dalla Soprintendenza di Messina in tutta l'area, contribuisce ad arricchire il quadro delle conoscenze sull'estensione e sulle tipologie funerarie della necropoli meridionale dell'antica città di Messina. Si tratta di un importante ritrovamento, sottolinea l'assessore dei beni culturali e dell'identità siciliana, che si realizza a poche settimane da un analogo ritrovamento a Marsala. Ancora una volta tombe fino ad ora inviolate, che ci rappresentano la ricchezza del nostro territorio e l'importanza degli scavi come elemento per la ricostruzione della nostra storia. Un grande apprezzamento alle soprintendenze di tutta la regione per la puntuale attività di vigilanza preventiva, grazie alla quale è stato possibile, ad oggi, individuare numerose emergenze quali appunto le tombe a Marsala, la relazione rurale del I secolo d.C. a Vallelunga Pratameno, la strada romana a Caltavuturo o il capitello di Gela. Sono tutte scoperte, evidenzia l'assessore Samonà, che devono indurre il governo regionale a potenziare ancora di più l'attività di ricerca. Avviato nel mese di gennaio 2020, ha permesso di riportare in luce 7 sepolture che si trovavano a 90 cm di profondità. Si tratta di sepolture a fossa terragna, cioè fosse lunghe e strette, scavate nel terreno all'interno delle quali sono stati ritrovati gli scheletri, ancora intatti, di individui deposti in posizione supina, con il capo rivolto a nord-est e le braccia distese lungo i fianchi, e di una sepoltura dentro una cassa di mattoni. Le tombe hanno restituito anche oggetti di corredo funerario, costituiti principalmente da unguentari fittili fusiformi, oltre a una coppa megarese e una lucernetta con becco a incudine che consentono di individuare il periodo di utilizzo della necropoli nel II secolo a.C. Questo ritrovamento, dice Mirella Vinci, soprintendente di Messina, è di straordinaria importanza per le condizioni in cui le tombe si trovano e perché ci consente di ampliare la conoscenza sulle tipologie funerarie della necropoli meridionale dell'antica città di Messina. Proprio in considerazione dell'importanza del ritrovamento, abbiamo effettuato un'occupazione temporanea dei terreni e consegnato i lavori di esplorazione archeologica ad una ditta specializzata che lunedì 19 inizierà le attività di approfondimento. 112 anni di nonna Marietta di Piazza Armerina, figlie e nipote gli fanno gli auguri tramite dei video a causa della pandemia. Vediamo. Auguri, prego, auguri.
Maria Oliva, nonna Marietta come la chiamano amici e familiari, oggi festeggia i suoi 112 anni di vita. La nonnina vive a Piazza Armerina, borgo medievale della provincia di Enna. Un piccolo dolce pensiero da parte dell'intera città. Nel paesino siciliano è nata il 16 aprile del 1908. Anche quest'anno, come per i suoi 111 anni, un compleanno insolito a causa dell'emergenza sanitaria. In molti non hanno potuto partecipare al lieto evento, ma non sono mancati gli auguri in maniera virtuale. Mamma, auguri, suo figlio Saro. Tanti auguri mamma, tuo figlio Salvino. Auguri mamma, di tua figlia Carmela di Torino. Auguri mamma. Auguri Nudo. Ciao nonna, auguri per i tuoi 112 anni, ti voglio bene e buon compleanno. Sono scesa apposta per te quest'anno, dopo l'anno scorso che il lockdown ci ha impedito tutto questo. Però non potevo farti passare inosservato. Auguri nonna. Ciao nonna, tanti auguri. Hai visto Danny che bella festa che ti ha fatto? Ciao nonna. Ciao nonna, ciao, tanti auguri da Filippo di Milano. Ciao, a presto, ciao. Sono la Rosalba nonna, ciao. Tante belle cose e tanti auguroni e speriamo di vederci presto. Ciao nonna, buon compleanno per i tuoi 112 anni e un augurio va anche alle famiglie Aguglia e Cinirella perché con il loro contributo hanno raggiunto ben 5 generazioni. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.